Eccoci qua, cari telespettatori, nel nostro angolo di economia e finanza. Stefano Zara, protagonista, Buongiorno. grazie di essere qui con noi. Allora, dobbiamo un po' districarci in questo mondo complesso e che purtroppo ci va in qualche modo a impattare ed è strettamente connesso, lo diciamo sempre, con la politica, lo vediamo costantemente, con quanto fanno i grandi della terra e quindi cosa decidono di fare o non fare. E a questo proposito vorrei un po' capire con te come si muovono gli Stati Uniti, quindi Trump, e gli accordi che prendono, l'occhio che strizzano da una parte, la mano che la allungano dall'altra, e cioè, quanto può andare a condizionare gli asset generali economici? Perché diciamo che arriviamo sempre alle porte della pausa nostra, italiana, estiva, con un po' di apprensione, perché succede sempre qualcosa. Adesso abbiamo visto il G7, il G20, questi spostamenti, eccetera. Che cosa, secondo la finanza globale, potrebbe esserci al riscontro dell'economia anche globale? Diciamo che il mondo, e ce ne accorgiamo, ce ne siamo accorti, ne stiamo accorgendo, cambia molto più velocemente rispetto al passato. Insomma. La globalizzazione, che sostanzialmente è l'interconnessione fra le attività produttive, ma anche fra le persone, genera nuove professioni, nuovo lavoro, nuove opportunità di business. Oggi chi gestisce imprese, aziende, banche, non guarda cosa fa la borsa. Cioè, la borsa è un riflesso del mercato, è l'oggi, ma sostanzialmente chi gestisce imprese, aziende, guarda l'evoluzione del mondo, che è molto più veloce a Esatto, prima. esatto. Però la rivoluzione del mondo viene fatta anche da certi Sì, soggetti che... noi rischiamo di diventare, parlo di Europa, l'Italia sono talmente piccoli che rischiamo di diventare un mercato marginale. No? È L'Europa una addirittura. situazione molto simile a quando ci sono aperte le rotte commerciali sull'Atlantico dopo la scoperta dell'America nel 1500-1600. Sostanzialmente c'è un bel libro di Hans Rosling, che è un medico svedese che si è occupato di statistiche e dati, è un autore è stato molto letto da grandi uomini d'affari. Sostanzialmente dice questo, è un medico, questo. Ha estrapolato dati diffusi dall'UNICEF, dall'ONU e quant'altro. La popolazione del mondo si svilupperà nei prossimi anni in maniera molto diversa da quello che è la nostra percezione. L'ha chiamato il PIN del mondo. Cioè? Il PIN del mondo oggi è 1114. Se noi prendiamo un mappamondo e andiamo da sinistra a destra, quindi dalle Americhe, Europa, Africa e Asia, uno è 1 miliardo di persone che vive oggi nelle Americhe, 1 miliardo di persone che vive in Europa, 1 miliardo di persone che vivono in Africa, 4 miliardi che vivono in Asia. Asia, che non a caso è al centro degli interessi. Diciamo che Trump ci ha mollato per andare là dove lui sogna un G3 tra lui, la Cina e la Russia. Cioè, l'Asia è diventata strategica. Quindi un grande accordo a Sì, questo punto. la mia è una battuta, ma sostanzialmente chi si occupa di finanza, di affari, chi fa business, chi gestisce imprese, non può ovviamente non prendere in considerazione quello che è già oggi il mercato più importante e potenzialmente sarà il mercato centrale per qualsiasi tipo di impresa. Le banche italiane, le assicurazioni italiane aprono filiali in Cina e in India. Le imprese di automobili vendono in America, vendono in Cina, vendono in India, si fa business, le aziende di servizi, chi vende carte di credito, cioè il nascere e sostenersi di una classe media anche lì, li chiamavamo paesi in via di sviluppo 10 anni fa, 15 anni fa, oggi sono delle realtà consolidate perché il reddito pro capite aumenta la scolarità, altri dati che vengono presi in considerazione oggi da quelli che fanno finanza e si occupano di mercati è la scolarità. Quindi rileva Ma anche la questa. scolarità femminile soprattutto, perché la scolarità femminile è in automatico, rappresenta automaticamente un controllo delle nascite e un aumento del reddito. Una donna istruita oggi cerca un lavoro, fa meno figli. E quindi guadagna di più. Quindi guadagna di più. E quindi aumenta, per dare un'idea, in maniera molto banale, no? Una mamma che sa leggere ha più cura dei figli. Perché? Perché sa leggere le istruzioni dei farmaci,
sa riconoscere le indicazioni che sono sui centri sanitari e quant'altro. Anche negli aiuti ai paesi in difficoltà oggi si cerca di privilegiare non la costruzione di ospedali, ma di incidere sull'istruzione delle bambine, ad esempio. Sembra che le cose non abbiano Certo, no, riferimento, no, certo. ma in realtà è così. In questo mondo dove la fascia di età 0-15 rimarrà stabile, dico nel 2100 avremo lo stesso numero di bambini in tutto il mondo e aumenterà la fascia di età, quella che è degli adulti, si fanno E meno degli figli anziani. e degli Però anziani, diciamo che è controbilanciato da questi paesi dell'Asia, ma anche dell'Africa, e anche che dell'Africa. figliano tanto. Sì, Quindi, in figliano condizioni tanto, economiche magari ma è diverse. la media dei figli sono mi pare 2,5 nei paesi tra virgolette sviluppati e 5, qualcosa nei paesi che noi chiamiamo paesi in via di sviluppo di estrema povertà. Perché si figlia tanto? Si figlia tanto perché è necessario mantenere la forza lavoro stabile, grande mortalità, tassi di mortalità infantile. È un dato destinato ad assottigliarsi nel momento in cui aumentano e migliorano le condizioni di vita in quei paesi. E quindi questo incide su tante cose, incide anche sui flussi migratori. Noi pensiamo di essere E questo quanto va a condizionare le della economie? condizione in maniera fortissima. C'è stata una riunione sul clima, si legge in qualche resoconto, si trova anche su internet. Le emissioni di CO2 cinesi hanno raggiunto quelle americane. Le emissioni di CO2 indiane hanno raggiunto quelle della Germania. Nel momento in Quindi cui in sede ONU si è dichiarato questo, il rappresentante indiano ha preso parola, ha detto una cosa molto, molto interessante. Sì, è vero, sulle emissioni del passato purtroppo non ci possiamo fare nulla, ma attenzione, la Germania fa 80 milioni di abitanti, l'India ne fa 1 miliardo, è più corretto considerare le emissioni pro capite. Attenzione, noi ci sono inquiniamo quanto un paese da 1 miliardo di abitanti. È vero che anche se migliora la qualità degli impianti industriali, c'è un'attenzione anche in Cina e in India per quello che è assolutamente. E in Cina stanno facendo una città addirittura futurista, ecologica al massimo, una città satellite impressionante. quello che quelle economie stanno facendo è a tappe forzate percorrere un percorso in cui l'Europa ci ha messo un secolo. Ora stanno facendo in 20 anni quello che in Però intanto Europa... lo fanno, eh, però intanto lo fanno. Volevo chiedere una cosa perché lei ne ha accennato e mi aveva incuriosito. Ha detto attenzione, la finanza è sempre preoccupante, però la finanza è importante che guardi l'Italia. sì. Perché? È importante guardare l'Italia perché sostanzialmente noi per difenderci, mi viene in mente una canzone di Gaber quando diceva io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono. No, non possiamo vivere su una polizza di assicurazione che assicura la nostra economia, che è quella del risparmio accumulato negli anni, che è la ricchezza delle nostre famiglie. Non possiamo vivere sui fasti del passato, dobbiamo impugnare il nostro futuro con un programma e un progetto che sia nuovo rispetto al passato. Quindi non possiamo continuare, lo diciamo sempre, ma sostanzialmente occorre adesso approfittare di una fase unica dove il peso del nostro debito è relativo per effetto dei tassi bassi che permangono ancora al netto delle tensioni sullo spread e un ciclo di crescita dell'economia che è positivo in tutto il mondo. Se oggi non decidiamo con forza, con decisione di intraprendere strade nuove rispetto al passato, non ne veniamo fuori. Un'ultima cosa, l'inflazione è rilevante che riprenda? L'inflazione è un'inflazione generata dai consumi, quindi sostanzialmente è uno degli indici dei consumi o dal livello di prezzi legati alle materie prime, che rimane sostanzialmente basso, è rimasto basso negli ultimi anni. Quindi un'inflazione legata ai consumi è un'inflazione, tra virgolette, come il colesterolo, quello buono. È un'inflazione che determina una velocità molto legata alla crescita e quindi è da vedere positivamente. Assolutamente. Siccome ci è stato chiesto da alcuni telespettatori un consiglio sui beni rifugio. Bene.
Allora, chiedendo, ma vale la pena ripuntare su oro? Il discorso diamanti ha avuto vabbè, un po' di problemini, immobili, ritornare sugli immobili, oppure speculazioni di finanza? E come? Ma la speculazione è quell'atteggiamento per cui da un piccolo importo cerchi di arrivare a una grande fortuna. Oppure E bene, di se questo non me però ne quando siete occupo. beni rifugio, già dovete Ehm, consolidare un... Io cercherei di portare le persone a ragionare in maniera diversa dal passato, veramente diversa dal passato. Non abbiamo mai attraversato, al di là di quello che dice la stampa, no? La stampa sposa le notizie negative perché fa un audience, noi siamo strutturalmente, cromosomicamente, la nostra natura ci porta a dare attenzione alle negatività, sempre. E non cogliamo tutte le sfumature che invece ci sono in tutte le situazioni. Noi oggi stiamo attraversando un periodo duraturo di pace, di crescita generalizzata, di progresso generalizzato. Ci sono delle opportunità in tutto il mondo. La tecnologia, anche quella legata alla finanza, il modo in cui possiamo investire i nostri Certo. risparmi, che ci aprono delle possibilità straordinarie. Occorre acquisire delle competenze. Io credo che finanza e risparmio dovrebbero essere materie di scuola, perché Perché dobbiamo un po' arrangiarci per conto le nostro. opportunità che ci sono e sono alla portata di tutti oggi, non c'erano 10 anni fa, non c'erano nemmeno 5 anni fa, rappresentano da sé delle buone cose da fare, delle buone cose da fare. Però, Quindi però per riuscire a districarsi un attimo i beni rifugio classici sono ancora... Ma è una domanda a cui mi rifiuto di rispondere, cioè, non esiste un Lo bene so. rifugio, non esiste un bene rifugio, insomma, non c'è un oro da sposare perché sicuramente se crolla il mondo l'oro salirà, sì, l'oro ha delle oscillazioni legate qualche volta No, no, ma è bene cresce spiegarlo quando cresce, perché... o i diamanti hanno generato più frustrazioni esatto. e articoli di cronaca, certe scelte. Quindi diversificare Ma sostanzialmente. diversificare con un occhio attento al mondo in cui vivi, al mondo in cui vivi, perché anche l'industria del risparmio, insomma, sostanzialmente è un'industria, il mercato immobiliare è stato per anni il nostro mercato di rifugio, perché nessuno poteva portarti via la casa. Sostanzialmente fra tassazione, fra crollo del mercato delle locazioni finanziarie e quant'altro, abbiamo visto che assieme al mercato finanziario, il mercato immobiliare è quello che ha pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria del 2008-2009. Altrettanto vero che è il mercato in cui noi italiani siamo più presenti. Il vizio di comprare mattoni l'abbiamo mantenuto, perché comunque abbiamo un mercato immobiliare alle quotazioni attuali che vale 5 mila miliardi ed è uno dei più grandi d'Europa. Poi siamo i compratori più attivi anche sul mercato estero. A Londra, a New York e a Miami gli italiani sono quelli che più attivi nelle compravendite, quindi siamo gente che è molto innamorata del mattone perché ci vuole poco a capirlo. Compro una casa, compro un appartamento, ho capito che lo sto Perfetto. comprando. Tutto il resto ha bisogno di una comprensione, di un cambio di velocità Che è tanto che oggi difficile. pochi sono disposti a. Ma attenzione che perdiamo delle opportunità. Quindi bisogna assolutamente istruirsi. Allora, È è siamo obbligati, obbligatorio questo. è obbligatorio. Allora, con il tuo aiuto cercheremo di farlo di volta in volta. Grazie Stefano Zara, Prego. buon proseguimento. Grazie a voi telespettatori di essere stati con noi in questo appuntamento, in questo approfondimento di serata. Bello lungo con tanti ospiti. Come sempre ci ritroviamo la prossima Arrivederci. settimana. Grazie, buonanotte.